Abbiamo visto ancora molte abitazioni con il fango, abbiamo visto desolazione, abbiamo visto anche un paesaggio lunare, e questo è il caso di dirlo. Anche se splende il sole, non c'è il sole da quelle parti. Usa termini forti il governatore Zaia per descrivere quello che insieme al capo della protezione civile Borrelli e all'assessore Bottaccina ha potuto vedere nel nuovo sopralluogo fatto stamane. Una montagna bellunese devastata, case crollate o scoperchiate, boschi rasi al suolo, strade che non esistono più. Una montagna che ha bisogno dell'aiuto di tutti. Ieri il presidente del Veneto ha parlato con il premier Giuseppe Conte durante una lunga telefonata e dal governo arrivano rassicurazioni. Il Presidente del Consiglio mi ha detto che in settimana comunque ci saranno i primi provvedimenti. In settimana dovrebbe esserci, appunto, in occasione del Consiglio dei Ministri, già dovrebbero esserci le prime decisioni e le prime posizioni da parte del Consiglio dei Ministri. Almeno 1,5 miliardi i danni nella nostra regione. C'è bisogno di intervenire subito, dice Zaia. La montagna deve rialzarsi e tornare come prima, anzi meglio. Aiuti che potranno arrivare anche dai cittadini attraverso il conto corrente della regione e con il numero solidale che sarà attivato dalla mezzanotte di sabato. Voglio intasamento dei messaggi. L'altra volta l'avete fatto, lo dico ai veneti, bisogna fare di più stavolta. E sempre ai cittadini veneti Zaia rivolge un altro appello. Evitiamo il turismo delle disgrazie, evitiamo di andare a intasare traffico, strade e luoghi della tragedia in queste ore. Non siete d'aiuto per andare lì a far selfie o foto. Tornate in montagna, aggiunge poi Zaia, quando sarà nuovamente vivibile e la viabilità ripristinata. Iniziate ad andarci per consumare un caffè, un panino, una gita fuori porta, andare a sciare una mezza giornata, una giornata, un weekend, una settimana. La montagna si aiuta anche così, non abbandonate la montagna veneta. Perché, conclude Zaia, non deve passare il messaggio che sulla montagna bellunese non valga più la pena andarci perché non c'è più nulla. Per questo, aggiunge, bisogna continuare a parlarne. Bisogna continuare a parlare e presidiare il fatto che la nostra montagna veneta è in ginocchio. Dateci una mano, grazie ancora.